In questo tutorial ti spiegherò come creare una galleria PureShoot. Iniziamo da crea nuova gallery, inseriamo titolo, sottotitolo e data evento. Adesso si aprono tutte le impostazioni della gallery, quindi possiamo decidere in che categoria inserire il servizio, possiamo aggiungere una nuova categoria, possiamo scegliere la palette di colori a nostro gusto, possiamo scegliere il template. Possiamo decidere la tipologia del contenitore, il posizionamento del menu se averlo in alto o a sinistra e la tipologia di cover che avrà la nostra galleria. Dallo sfondo della galleria possiamo aggiungere un'immagine per il desktop o un'immagine per il mobile e possiamo anche aggiungere un pop-up personalizzato che possiamo decidere se farlo vedere solo al cliente principale, solo agli ospiti o a tutti i clienti. Molto utile per fare delle comunicazioni a tutti coloro che apriranno l'app. Da foto e video possiamo aggiungere tutte le cartelle in modo di avere tutta la galleria divisa per momenti. Per esempio possiamo creare la cartella preparativi, cartella shooting e tutto quello che vogliamo. Accettiamo il profilo colore, ci avvisa che dobbiamo utilizzare un profilo colore sRGB. Possiamo decidere se utilizzare l'alta definizione o la bassa risoluzione. Consigliamo sempre di utilizzare l'alta definizione perché abbiamo in questo caso due file. Consigliamo sempre di utilizzare l'alta definizione perché in questo caso ci ritroveremo una piattaforma con due file, sia l'alta definizione che la bassa definizione. Possiamo decidere noi di abilitare o disabilitare al nostro cliente la definizione che preferiamo. Possiamo cliccare qui o trascinare direttamente le foto per caricarle. Clicchiamo su Start Upload e il sistema in pochissimo tempo caricherà tutte le nostre immagini. Una volta caricate le immagini possiamo andare sulle impostazioni e configurare la singola galleria con le specifiche che vogliamo. Possiamo aggiungere preferiti, commenti, social network, centro stampa, file in evidenza, possiamo aggiungere il logo sopra le foto, il download di tutte le foto, il metodo di pagamento, il download singolo di ogni foto e la possibilità di utilizzare un altro brand. Per chi ha due brand hai la possibilità nella stessa piattaforma di far apparire la galleria a nome di un brand. Una volta configurate anche le impostazioni della galleria non ci resta che andare su condivisioni e condividere il link con il nostro cliente, che potrà essere un link in cui prevede la registrazione prima della visualizzazione o un link libero in cui il cliente può cliccare e visualizzare in maniera rapida. Da questo tasto possiamo attivare l'intelligenza artificiale ad ogni galleria, ovvero dare la possibilità al cliente di farsi un selfie e ritrovare le sue foto in pochissimi secondi. L'attiviamo. Una volta attivato possiamo scegliere se attivare la modalità privacy o la modalità filtro. Con la privacy vedrà solo e esclusivamente le proprie foto, con la modalità filtro potrà vederle tutte e filtrare le sue foto in maniera rapida. Quindi se vuoi che la gente vede tutte le foto attiva questo, se vuoi che la gente vede solo la sua foto attivi la modalità privacy. Una volta chiuso, se vuoi visionare la galleria prima di inviarla al cliente basterà andare sul tasto anteprima e vedrai come si presenterà la galleria ai tuoi clienti.